La notizia di candidati a Camera e Senato da parte di tutte le forze politiche imposti dall'alto e in arrivo da fuori regione, a parte le polemiche politiche, preoccupa molto l'Ordine dei Medici di Padova, un'istituzione, l'Ordine, nato a garanzia della tutela della qualità delle cure sanitarie, che senza politici che conoscono bene il territorio e che non si sa se una volta eletti rimarranno in Veneto, esprime tutte le sue preoccupazioni. Una preoccupazione importante perché si è vista dalla compilazione delle liste che tutta una classe politica, sia di centrodestra che di centrosinistra, di Padova e Veneta, viene praticamente azzerata con la presenza sui territori di altri candidati che non appartengono alla nostra realtà. Dopo decenni di dialogo con i politici che erano espressione del territorio, insomma, i medici si domandano ora cosa accadrà. Una volta eletti nel nostro territorio, che tipo di rapporto si costruirà? Sarà così continuo come la classe politica precedente, sia di centrodestra che di centrosinistra, oppure oltre a dover ricostruire le relazioni sarà difficile incontrarli sul territorio? A leggere le dichiarazioni dei partiti e dei candidati sulla sanità dovremmo essere tutti rassicurati. Poi però bisogna passare ai fatti e allora la questione è se alla politica interessa davvero la sanità. Questa è una bella domanda, perché tutti parlano di sanità dopo la pandemia, però un ragionamento strutturato, un ragionamento strutturale, che non sono la stessa cosa rispetto alla sanità del futuro e del futuro prossimo, in realtà ancora non viene fatta. È vero, la regione può facilitare il dialogo dei medici con i prossimi parlamentari, ma non si può sfuggire alla domanda principale. I candidati in arrivo da altre regioni rimarranno in Veneto o sono pronti a tornare in altre regioni appena eletti? Il problema è un problema di presenza. Con i fantasmi non riesce a parlare nessuno, nell'ordine dei medici, tantomeno la regione.